poche ore si apriranno le urne anche nella città metropolitana di Venezia, dove oltre alle europee si vota anche per il rinnovo di 15 comuni. Un uomo ha perso la vita precipitando dalla Basilica di San Giovanni e Paolo, l'allarme lanciato dai passanti che hanno visto il corpo a terra davanti alla facciata della chiesa. Ancora un tuffo dal ponte di Rialto in un orario di traffico sul Canal Grande. Un turista sloveno è stato multato e denunciato dalla polizia locale. E multa di 400 euro anche per uno studente che è stato fermato dai vigili mentre urinava in un prato vicino al Vega. Il Venice Open Stage rischia di saltare per mancanza di fondi. L'appello degli organizzatori: aiutateci a trovare il denaro per non uccidere la cultura. Uno studio promosso dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, presentato in un convegno all'Università Ca' Foscari, vede il porto di Venezia al centro del sistema economico. Più lo conosci e meno hai paura, l'iniziativa per far comprendere e conoscere da vicino l'ospedale ai bambini di Mestre e Marghera. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Ancora poche ore dunque, naturalmente anche nella città metropolitana di Venezia, si apriranno le urne non solo per le elezioni europee ma anche per votare il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali in una quindicina di comuni. Sentiamo dunque il nostro servizio di apertura. Scattato dalla mezzanotte il silenzio elettorale, ancora poche ore si apriranno i seggi per un appuntamento che oltre all'Europa prevede anche il rinnovo di diverse amministrazioni comunali anche nella città metropolitana di Venezia. Complessivamente sono quasi 4 milioni gli elettori veneti chiamati alle urne per votare i propri rappresentanti a Bruxelles in un collegio elettorale che comprende anche l'Emilia-Romagna, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Si vota tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto. È possibile esprimere fino a 3 preferenze, tenendo presente che è obbligatoria l'alternanza di genere. Nel veneziano 110.693 elettori saranno chiamati alle urne anche per il rinnovo di 15 amministrazioni comunali: Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cintocao Maggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Noale, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto. In questo caso gli elettori possono esprimere la propria preferenza sul candidato sindaco e sui componenti del Consiglio Comunale. Tra i comuni al voto nel veneziano ce ne sono 3, Spinea, Scorzè e Noale, che superano i 15.000 abitanti. In questi comuni il candidato sindaco viene eletto solo se ottiene la maggioranza assoluta pari al 50% più 1 dei voti. In caso contrario, per eleggere il sindaco sarà necessario un'ulteriore votazione. Il turno di ballottaggio tra i 2 candidati più votati si svolgerà 2 settimane dal primo turno. Un appuntamento che Antenna 3 seguirà domani con una lunga diretta, speciale Ring in onda domani sera a partire dalle 22:30. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 per il voto europeo ed amministrativo. Subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede, un appuntamento che Antenna 3 seguirà con una lunga maratona elettorale in onda a partire dalle 22:30 di domenica. Puntata speciale di Ring con i risultati dello spoglio in tempo reale, ospiti in studio, commenti sull'andamento del voto, collegamenti in diretta. Una lunga notte per scoprire chi sarà a rappresentare il nostro territorio nel prossimo Parlamento europeo e gli effetti che il voto di domenica avrà sul governo e la politica nazionale. Un appuntamento da non perdere, quello di domenica notte su Antenna 3, che tornerà sempre in diretta ad analizzare il voto con tutti i risultati delle amministrative nei 321 comuni veneti chiamati alle urne. Nuovo appuntamento dunque sulla nostra emittente lunedì a partire dalle 12:30 e poi in prima serata dalle 21:15 torna Ring con tutti gli ultimi aggiornamenti e i commenti sull'esito del voto. La cronaca: un uomo ha perso la vita questa mattina precipitando dalla Basilica di San Giovanni e Paolo a Venezia. L'allarme è stato lanciato dai passanti che hanno visto il corpo a terra davanti alla facciata della chiesa. Erano circa le 7 di questa mattina, si tratterebbe di un 25enne tedesco. Sull'episodio sta ora indagando la polizia. Sul lato sud della Basilica è presente un'impalcatura che potrebbe essere stata utilizzata dal giovane per salire sul tetto della Basilica.
Ancora un tuffo dal ponte di Rialto, oltretutto in un orario in cui il Canal Grande è piuttosto trafficato. Un turista sloveno è stato multato e denunciato dalla polizia locale. La rapida sortita in direzione Erbaria, dopo aver compiuto un'impresa che ha messo a repentaglio la sicurezza sua e di chi si è trovato a transitare in quel momento sul Canal Grande, è stata vana. Rintracciato dalla polizia locale, l'ennesimo tuffatore in un canale veneziano è stato multato di 500 euro e denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti. È uno sloveno di 44 anni, reduce da una degustazione di sostanze alcoliche piuttosto evidente. Se i tuffi in canale sono oramai diventati quasi una specialità nell'era delle estati veneziane da turismo cafone, le circostanze questa volta sono state più pericolose del solito, visto che la piscina era il Canal Grande, il trampolino il ponte di Rialto, l'orario le 21 circa, quando il traffico di vaporetti, motoscafi e gondole è particolarmente intenso. Nell'estate del 2016 un tuffo analogo era stato fatale ad un marinaio neozelandese di 48 anni piombato su un taxi acqueo attorno a mezzanotte, spirato per le ferite riportate 3 mesi dopo. Il Comune di Venezia ha varato un nuovo regolamento di sicurezza urbana che ha rafforzato le multe per molti comportamenti maleducati, per dir poco, e previsto persino il DASPO, vale a dire l'allontanamento nei casi più gravi. Ma con una marea di visitatori che a Venezia oramai si conta a decine di milioni l'anno, convincere tutti al motto coniato da Cafarsetti di Enjoy Respect Venice, goditi e rispetta Venezia, non è impresa facile. Già sorpreso in passato come autore di truffe, un quarantenne con precedenti è stato arrestato dai carabinieri di Mestre, che hanno ricostruito una serie di raggiri messi a segno nel Trevigiano nel settore della compravendita di automobili usate. Il truffatore, per pagare, utilizzava degli assegni che al momento dell'incasso risultavano scoperti. Le numerose segnalazioni hanno portato a individuarlo e denunciarlo. Poi la magistratura trevigiana ha emesso un ordine di carcerazione eseguito ieri. Il quarantenne è stato accompagnato al penitenziario di Venezia, dove è chiamato a scontare una pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione. Multa di ben 400 euro per uno studente che è stato fermato dai vigili mentre urinava in un prato vicino al Vega. Stava andando a piedi da Venezia a Marghera lungo Via della Libertà ad un concerto quando uno studente mestrino di 22 anni, non riuscendo a trattenersi, si è fermato a fare pipì su un prato all'angolo con Via Pacinotti, poco lontano dal Vega. In quel momento però è stato intercettato e bloccato da 2 volanti della polizia municipale che gli hanno contestato l'infrazione comminandogli una multa di 400 euro. Il ragazzo si è rivolto all'associazione dei consumatori raccontando di non aver avuto atteggiamenti aggressivi e di aver ammesso subito quanto stava facendo, ma non è bastato. Le ordinanze sul decoro, dicono dall'associazione, sono condivisibili al 100%, soprattutto in una città come Venezia, ma crediamo non sia giusto punire uno studente con 400 euro di multa per questa violazione. Eppure l'amministrazione ha deciso di adottare questa linea dura proprio perché si rispetti la città, senza sconti per nessuno. Il Venice Open Stage rischia di saltare per mancanza di fondi, l'appello lanciato dagli organizzatori. Dopo 7 edizioni di Festival Venice Open Stage che hanno portato decine di accademie di recitazioni internazionali, compagnie teatrali, laboratori e dibattiti sul palco in Campazzo San Sebastiano nel cuore di Venezia, quest'anno rischia di saltare tutto. Sono venute meno delle condizioni di finanziamento che di solito ci aiutavano, abbiamo dei finanziatori che sono alcuni privati che ci danno qualcosa, però di solito la maggior parte dei fondi che prendevamo venivano da istituzioni, in questo caso venivano soprattutto dallo UAV, dall'Università UAV di Venezia. Quest'anno non è stato possibile rinnovare questo finanziamento per vari motivi, insomma, legati alla didattica. E di fatto il punto centrale è che noi siamo rimasti coi piedi in acqua fondamentalmente. Gli organizzatori sono disperati all'appello, mancano quasi 20.000 euro. Stiamo lanciando un appello davvero disperato in questo caso, perché se noi non arriviamo a quella cifra, a 9-10 mila euro almeno, il festival non parte, saremo costretti a chiamare le compagnie, a chiamare i nostri partner che sono compagnie internazionali, scuole di recitazione che vengono da tutta Europa, da tutto il mondo, insomma saremo costretti a chiamarli e dirgli: ragazzi, quest'anno il Venice Open Stage non si fa, niente arena in Campo San Sebastiano, niente teatro sotto le stelle, niente, si va al mare. Per questo abbiamo
attivato, ha aperto un crowdfunding, un finanziamento su una raccolta fondi su produzioni dal basso e attraverso questa piattaforma stiamo cercando di racimolare 15.000 euro è il tetto. Noi dobbiamo arrivare per far partire il festival almeno a 9.000 per poter iniziare. Negli anni il festival si è distinto come evento altamente sociale, punto di riferimento per residenti, studenti e turisti. È un festival di teatro gratuito, all'aperto, all'inizio che si rivolgeva a scuole e accademie internazionali di teatro e che poi negli anni è diventato anche un momento, luogo di laboratori e per appunto l'off rivolto alle compagnie indipendenti. E ora veniamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni con Lo dico ad Antenna 3. Non tutti rispettano le regole per affrontare il problema delle zanzare. La denuncia arriva da una residente di Mestre. Abbiamo ricevuto a casa dall'azienda dei rifiuti di non lasciare l'acqua sotto i vasi eccetera eccetera per non far prolificare le zanzare che sono state, cominciano già a essere malefiche. Visti i risultati dello scorso anno anche a Venezia, questa volta ci si è attivati per avvisare in tempo i cittadini sui comportamenti da tenere per fronteggiare l'emergenza zanzare West Nile. Ma secondo questa residente mestrina ci sono zone poco controllate. C'è il vivaio in via Santa Maria dei Battuti, là, insomma, di fronte al cimitero, che adesso non c'è nessuno, ci sono centinaia di contenitori che prima servivano per i fiori recisi, pieni di acqua stagnante, che come si chiama? Una cosa obbrobriosa. La residente denuncia anche il fatto che lo scorso anno il comune si sia attivato troppo tardi per far fronte all'emergenza che si era creata. Anche se sono al quarto piano, me li portavo da basso, mi si attaccavano e li portavo sopra. E siccome sono una persona a rischio, dovevo continuamente rivolgermi a prendere antibiotici, quelle cose che servono poi cose. Quindi vorrei che magari quest'anno fossero un po' più attenti. Oltretutto è centro, Vediamo ora uno studio promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti insieme all'Ordine Locale e presentato in un convegno all'Università Ca' Foscari di Venezia, che vede il porto della città lagunare al centro del sistema economico. I porti di Venezia e Chioggia sono sempre più al centro del sistema economia del Veneto. Gli assi europei di trasporto e di flussi mondiali richiedono strutture dedicate, efficienti ed il controllo dei tempi e dei costi. Da questo nascono le dinamiche attuali e le sfide. Lo ha rivelato una ricerca del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, che su questo argomento, per evidenziare il contributo che possono dare i commercialisti, ha formato un gruppo di lavoro coordinato da Gianandrea Todesco. Non a caso nel 2016 le autorità portuali sono state trasformate in autorità di sistema, anche con l'idea di uscire dallo spazio portuale ed andare ad abbracciare quello di un sistema più ampio. L'Italia ed il Veneto entrano nella via della seta. Il porto stesso è il centro, il simbolo, se volete, l'epitome del commercio internazionale. E il commercio internazionale è la base e la spina dorsale stessa di qualsiasi sviluppo economico. Soprattutto dello sviluppo economico, diciamo, dalla prima e poi dalla seconda rivoluzione industriale, che ha avuto nell'aumento della capacità produttiva e quindi nell'aumento dell'offerta di prodotti, di merci, di servizi, uno slancio fondamentale. L'appello del professor Stefano Soriani. Il porto non è solamente un'infrastruttura che offre, ma al tempo stesso è un'infrastruttura che per essere vitale ha bisogno di input che vengono dal tessuto imprenditoriale, dal sistema politico, dal sistema di cluster e di network sociali. In questo senso i porti possono essere dei fondamentali ambasciatori del loro territorio, sia verso terra sia verso mare. Ci fermiamo ora per qualche secondo, torniamo tra pochissimo, quindi rimanete con noi.
Ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Ripartiamo da Punta San Giuliano, dove le donne della squadra di Dragon Boat Trifoglio Rosa si sono ritrovate per raccontare le loro esperienze dopo la malattia e l'importanza di rimettersi in gioco. Il Trifoglio Rosa Mestre e la squadra di Dragon Boat delle donne operate al seno si sono ritrovate alla Canottieri in Punta San Giuliano, dove è stato donato un assegno di 5.000 euro per raccontare la loro esperienza e l'importanza di reagire e non restare sole. Sono un esempio per tutta la società, noi rappresentiamo una fetta abbastanza importante sul territorio e quindi sono un esempio un po' per chi abita e vive la città. Tra loro anche Daniela, che nonostante abbia appena subito un intervento non è voluta mancare. Mi è stato riscontrato un cancro del seno destro e questo cancro, che era una cosa che non mi sarei mai aspettata, però succede, mi ha zittito. Io sono una donna che non ha mai zittito, nessuno è mai riuscito a zittire, e il cancro mi ha zittito per 20 giorni. Ho pianto tutta la sera. Poi lunedì mi chiamano e mi dice: Daniela, giovedì prossimo intervento. Ho detto sono pronta. Quando ho detto sono pronta, giovedì mattina, quando sono andata in sala operatoria, ho detto vai, è la tua seconda opportunità. Una volta si nasce e poi si rivive. Il Dragon Boat è utile per riprendere l'articolazione delle braccia e prevenire l'infedema dopo l'intervento al seno. Che lo affrontino con tranquillità e poi ci vengano a trovare qui e vedranno che troveranno un ambiente che le aiuta molto, sia a livello fisico sia a livello, chiamiamolo, emotivo. La squadra, nata nel 2012, vanta già una medaglia di bronzo ai mondiali 2016 a Mosca e la partecipazione ai mondiali per club nel 2017 a Venezia. E ora andiamo all'ospedale dell'Angelo per un'iniziativa che ha coinvolto bambini di Mestre e Marghera. Bambini di Mestre e Marghera, accompagnati dagli insegnanti, sono entrati nell'ospedale di Mestre per incontrare i medici e scoprire cosa accade dentro queste stanze, conoscere gli organi del proprio corpo e le malattie che possono colpirli. L'iniziativa, organizzata dalla scuola in ospedale dell'Angelo, vuole aiutare i bambini ad avvicinarsi all'ospedale senza timori. Non a caso è stata ribattezzata "Più lo conosci e meno hai paura". Abbiamo visto negli anni, coinvolgendo tanti allievi, perché siamo arrivati a più di 300 allievi in questi 3 anni, fate il conto, di media coinvolgiamo 100 allievi all'anno, abbiamo visto che effettivamente ci sono dei risultati importanti, i bambini arrivano in ospedale conoscendo già la struttura e vedendo un po' l'ospedale come, non dico casa propria, ma quasi. Nell'incontro di conclusione, i bambini che hanno partecipato al progetto, coinvolte le scuole Vecellio di Mestre e Baseggio di Marghera, hanno presentato al direttore Dalben quanto appreso. La terza edizione è andata benissimo perché poi sono nate altre idee come quella del video, dei piccoli video fatti dai bambini e quindi l'insieme si è decisamente arricchito. I medici sono sempre più entusiasti, quindi abbiamo cambiato alcuni, spostato altri perché un po' tutti volevano entrare, quindi io mi ritengo molto felice. Il video è stato realizzato per mostrare che cosa accade ad un bambino in ospedale. Loro sono stati gli attori protagonisti, mentre regia e realizzazione sono il frutto del lavoro di alcuni operatori dell'ULSS-3. L'arrivo appunto in pronto soccorso in ospedale, l'intervento chirurgico, quindi l'affrontare una sala operatoria, l'affrontare il personale della sala operatoria che ovviamente ha la mascherina e i presidi di protezione che spesso impauriscono il bambino. Un'attività, quella del video, che alla fine si è rivelata piacevole e formativa per tutti. È stato molto divertente imparare anche il percorso, vedere come agiscono i medici, gli infermieri con i bambini. Quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole. È stata veramente una bella esperienza perché erano stati molto bravi, a differenza a volte di attori che magari sembrano professionisti, ma i bambini erano più professionisti di loro, sicuramente. Inaugurato al Lido di Venezia il Museo del Mare, tra le tante personalità intervenute anche l'ambasciatrice del Regno del Lesciotho. Sentiamo. Più di 250 persone hanno affollato l'inaugurazione ufficiale del Museo del Mare, ideato dal capitano Ferruccio Falconi al Lido di Venezia.
Custoditi in via Biagio e Zulian, a 2 passi dal centro dell'isola, circa 500 pezzi, tra oggetti piccoli e grandi che rappresentano la storia marinara e contadina di Venezia. Con il dottor Bacialli, Luigi Bacialli, alla Giudecca facevamo le conferenze per la marineria finalizzate al ritorno dei veneziani all'armamento, alla passione per la navigazione e per le navi. Il Museo di Falconi è anche un monito a difesa della tradizione veneziana e l'iniziativa dell'inossidabile capitano, oggi 92enne, ha ricevuto anche la medaglia d'oro. Questa medaglia d'oro dei marinai d'Italia mi fa particolarmente felice perché è la terza medaglia d'oro che ricevo, 2, una da Genova e una da Spezia, e medaglie date non dai politici ma dai marinai. All'apertura del museo, che è visitabile gratuitamente, sono intervenute varie personalità, tra le quali l'ambasciatrice del Regno del Lesoto, di cui Falconi è console, che ha annunciato in futuro anche la possibile visita del re del Lesoto, e il presidente dell'Ateneo Veneto Giampaolo Scarante. Questo museo è unico al mondo perché conserva dei reperti che presenta in uno scenario di dipinti eseguiti a 4 mani da me e dal grande mio amico Giacomo Vaccaro. In chiusura, prima di salutarci, una notizia battuta pochissimi minuti fa dalle agenzie: il successo di Federica Pellegrini, la nuotatrice di Spinea al Grand Prix Città di Napoli. L'olimpionica azzurra ha vinto i 100 stile libero, complimentandosi poi con il pubblico, ha vinto la finale col tempo di 55,25, quindi un buon successo davvero per Federica Pellegrini. A me non rimane a questo punto che ringraziarvi per averci seguito. Il telegiornale di Antena 3 Venezia termina qui, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, anche se non mancherà una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo il dettaglio di domenica 26 maggio. Sul Veneto il sole sarà prevalente, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche nube in più sui rilievi del Bellunese, anche con qualche isolato rovescio. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà asciutto e stabile dappertutto. Sarà infatti una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con la presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra 20 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove invece la situazione cambia perché avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche alternate a qualche schiarita. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 23 e 24 gradi, dunque piuttosto gradevoli. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.